Appuntamento davanti alle poste all'Arcella a Padova per i rappresentanti veneti del Movimento 5 Stelle. Hanno inviato una raccomandata con decine di buste alla Regione con tutte le osservazioni raccolte sul piano cave. L'assembramento davanti all'ufficio postale di via Tiziano Aspetti, nel quartiere Arcella di Padova, è giustificato dal fatto che i rappresentanti del Movimento 5 Stelle sono convenuti qui dalle province di tutto il Veneto. Per terra, raccolte in pacchi pronti da spedire, ci sono le osservazioni che devono essere presentate entro il 23 gennaio alla Regione, sia nei confronti del piano cave che di quello energetico. Una bella spesa, ma per i grillini che si sono autotassati non ci sono alternative. Michela Forin spiega così le ragioni dell'iniziativa. La Regione Veneto ha escluso la consegna con raccomandata a mano, quindi direttamente al protocollo a Venezia, e ha consentito unicamente la trasmissione via PEC oppure con raccomandata presso gli uffici postali. Abbiamo raccolto 2000 osservazioni per il piano energetico, oltre 4000 per il piano cave da tutto il Veneto. Ma che cosa chiede in concreto il Movimento 5 Stelle? Il ritiro di questi piani e la revisione con il completamento degli iter procedurali di tutti i piani propedeutici e la revisione del piano energetico su valori aggiornati non del 2008 pre-crisi, con anche un occhio al futuro e non solo al passato.